scusi assessore, ci può spiegare perché ci ha convocato qui fuori? Vado a fare a conferenza stampa per dire che sia il Geux 17 e 18 dicembre. Però non ero tanto sicuro del discorso, che non sia più noioso, che non pare un sermione, te sai? Sermone. Senz'altro. Ma potevamo farla dentro la prova, che qua fuori fa anche freddo. No, che c'è un senso che siamo fuori, ascoltami. Tasi, sta buono, ascolta. Care cittadini, cari cittadine, sarò teleferico. Telegrafico. Senz'altro. Oggi più che mai che siamo nel 2020. 2021. Già. Ostrega, correggiamo allora. 2021. Oggi più che mai che mi dicono che siamo nel 2021, cultura, bellezza e ambiente devono andare senz'altro avanti entrambi. Entrambi. Però, se sei in tre, entrambi si può dire entrambi. Entrambi, correggiamo. Noi veneti siamo la meba di cultura, bellezza e ambiente da migliaia di anni. L'emblema, no? Pensiamo per esempio a Giacomo Casanova, ecco, che era un scrittore, artista e influencer a 365 gradi. 365 gradi. È entrato nella vita e anche un pochino più sotto di molte donne. No! Spinto dalla sua fama di trombar le femme. No! Trombeur de femme, ma Comunque sarebbe giusto stesso trombarle. Vabbè. Infatti si dice che Casanova riusciva a conquistare il 100% delle donne con cui provava un avanzo. Avance. Tra l'altro oggi sarebbe il 110%. Perché? Perché per farsi Casanova che c'è incentivi. Super bonus. Senz'altro. Super bonus de cosa? È proprio qui che mi collego alla nostra scelta di stare qui fuori all'aperto. Alfredo. In questa confidenza stampa. Conferenza. Forse è inutile ricordarlo, è inutile rimbambirlo. Ribadirlo. Senz'altro. Tanto rimbambirlo se è giusto. Questi giorni si parla tanto di cambiamento climatico, difatti c'è stato a Copenaghen il COP25. No, allora è il caso di ribadirlo perché è il COP26 a Glasgow. Però che modo di interrompermi che sei un freddo becco, dai, andiamo avanti dato, per piacere. Noi di molto buio Femociaro invece non siamo andati a Copenaghen a parlare, Glasgow! neanche a Glasgow non siamo andati, a parlare di ambiente. Noi siamo qui a fare concretamente cultura e ambiente, perché ci siamo domandati, adesso che sono aperti i teatri, non va fuori il riscaldamento? Se cultura è anche attenzione all'ambiente, non dovremmo forse tirare basso il termostato adesso che i teatri sono aperti? Allora la nostra risposta è sì ai teatri aperti, no al riscaldamento che va. Ecco perché siamo qui fuori oggi. Ecco perché agli spettacoli finalmente live di Marco e Pippo qui al Gran Teatro Geos non taccaremo il riscaldamento. No, cosa dice? No, non è vero. Aspetta, gran finale, aspetta. Non ci sarà bisogno del riscaldamento per questi spettacoli perché nonostante i vari spostamenti causati da cause di orsa maggiore, sarà il calore del pubblico caloroso che mai ci abbandona, che col suo calore impinirà il teatro calorosamente, con grande calore, per portare tutto il suo calore. L'ha già detto. Ho pensato a giocare un po' sul concetto del calore. Abbiamo capito. Al 17 e 18 dicembre al Gran Teatro Geos. Allora vi aspettiamo finalmente live. Bene. Mi raccomando, vestitevi. No! Che sarà il riscaldamento. Buon Tosi. Cosa dici se prima di registrare andiamo via in macchina al caldin, dopo veniamo a registrare a confidenza stampa? Ma anche la macchina sarà fredda, scusi. Sì, Tomato, che godito all'autista che ti ha attaccato il riscaldamento a Baeton, avuto che c'è poi qua era. Ma no, ma